Prorettore Montanari, un'altra occasione di incontro tra l'Ateneo di Udine e il suo territorio, in questo incontro appunto dedicato al tessuto imprenditoriale. Sì, quello del rapporto tra l'università e il territorio è un rapporto fondamentale per ogni università, in particolare per la nostra. Non ho bisogno qui di ricordare la storia. Un'università che non voglia essere una teaching university, cioè un'università che fa solo insegnamento, deve coltivare tutte le sue dimensioni della ricerca, della didattica e del trasferimento tecnologico. E tutte queste tre dimensioni hanno un rapporto importante col territorio. Il primo canale di comunicazione col territorio sono i nostri studenti. Queste sono la comunicazione principe, la modalità principale, ma anche la ricerca è fondamentale, perché se vogliamo produrre innovazione, se vogliamo allargare i contenuti e i confini delle attività di un territorio, la ricerca è fondamentale. Io mi sono guardato in anteprima i dati di oggi e ci sono ancora elementi molto interessanti a riguardo dell'export e anche del tipo di attività. E da ultimo ovviamente il trasferimento tecnologico, ma direi che il cantiere Friuli da questo punto di vista è un'esperienza molto significativa. Su questo fronte, sul fronte dello studio della demografia, insomma, credo che sia un percorso intrapreso molto interessante.